Al volo ho preso il sindaco intanto che cammina. Buongiorno, proviamo ad andare avanti. 198esima di San Michele. Al di là che è una grossa responsabilità perché è una fiera sentita, importante. Cerchiamo di portare alto il nome del nostro paese sotto il punto di vista culturale, storico, ma soprattutto anche di visitazione, perché io credo che questi eventi qua, queste dimostrazioni, queste camminate con la storia, come spesso diciamo, al centro del paese, credo che siano comunque anche una buona attrazione per poter realizzare quanto di più l'Oreo merita, e cioè quello che può essere la visitazione di questa città. Un grazie va alla Protezione Civile, alla Proloco in primis, perché hanno organizzato tutto quello che è l'organizzazione generale per quanto riguarda la sfilata storica, perché qui ci sono diverse squadre di figuranti, non solo quelle di Loreo, ma ci sono squadre che vengono da Monselice, da Due Carrare e da Montagnana. E io credo che sia un'occasione importante per far conoscere Loreo su tutti i fronti, su tutti i versi, perché porta poco con sé la storia millenaria della Repubblica della Serenissima, e su questo noi dobbiamo lavorare per portare attrazione turistica. Abbiamo fatto la ridiretta prima con un excursus sulla storia proprio di Loreo. Sì. Quanto è rimasto negli abitanti di Loreo questa storia? Perché poi io, abitando qua vicino, so che voi loredani siete molto orgogliosi del vostro passato. Assolutamente sì, io credo che sia rimasto molto e tuttora ci sia quello che è il nostro passato, la nostra venezianità e la nostra cultura che viene dalla Repubblica di Venezia. È un orgoglio, una cultura nostra polesana e soprattutto di Loreo, ma che cerchiamo di trasmettere anche all'esterno. Tutto quello che stiamo facendo oggi, tutto quello che si sta facendo per far conoscere Loreo è un modo per portare turismo in questo territorio, per portare visitatori in questo territorio, per farlo conoscere, per far apprezzare tutto quello che c'è di buono da vedere. Lei è anche presidente del parco e ogni volta lo sottolineiamo. Quanto può aiutare la storia di Loreo al nostro parco? Ma io credo che possa aiutare molto, perché siamo la città più antica di quest'area qua, con la storia che abbiamo detto prima, che è quella della Repubblica di Venezia, e cerchiamo tutti insieme con gli altri comuni di portare alto anche il nome del Delta del Po, perché in tanti tavoli, in tante occasioni dobbiamo sottolineare che questa è un'area che ha potenzialità enormi sotto il punto di vista turistico. Grazie Sindaco e grazie Presidente. Grazie a voi.